Il recupero della settima giornata di andata del massimo campionato nazionale fra le mura amiche del Pala San Bobolis di Trento. La squadra di casa torna alla vittoria dopo 6 sconfitte consecutive. Lo fa contro una buona Bosca San Bernardo Cuneo. Le piemontesi sempre in difficoltà, sempre dietro alla squadra di casa, che hanno fatto una prestazione corale ottima, con alcune prestazioni eccellenti dei singoli quali la solita Vittoria Piani, Giulia Melli e Cumino, che è stata premiata anche come miglior giocatrice MVP dell'incontro. L'incontro 3-7-0 per le padrone di casa, con scarti nei punteggi, con, ripetiamo, una prestazione corale che fa felice il coach di casa, coach Bertini. Invece impensierisce un po' coach Pistola, nonostante le sue ragazze siano ormai alla sesta partita in meno di 18 giorni. Questo è dovuto ovviamente alla stranezza di questo campionato, che per emergenza Covid ha richiesto di numerosi recuperi, numerose partite da recuperare, e Cuneo in questo caso ne ha avute ben 6 da recuperare. Trento guarda al futuro con molto ottimismo, conclude la parte della prima andata di andata con un ottimo bottino di punti, e guarda in chiave salvezza e non solo per il futuro. Diciamo che queste sconfitte venivano contro le prime adesso non so la classifica, ma contro le prime 5 della classifica com'era, quindi brave loro, se le sono meritati. Oggi era importante fare i nostri punti e confermare il nostro posto in classifica, che anche noi ci siamo guadagnate e meritate.